Il momento è sempre atteso e curato nei dettagli. Ad accogliere il vescovo al Consorzio Tassano i rappresentanti della fabbrica di Casarza Ligure e del polo produttivo di Sestri Levante. Insieme a loro i ragazzi del Sorriso di Repia, che ogni venerdì prestano la loro opera all'interno dei capannoni e pranzano alla mensa aziendale. Sull'altare un piccolo dono, una scatola contenente strumenti di lavoro e una chiavetta USB con filmati sull'economia di comunione. E questo da sempre il motore che muove i responsabili del gruppo ad andare avanti, anche nelle alterne vicende contemporanee. La situazione attuale è un po' controversa. Da una parte diciamo, siamo un po' schiacciati dalla burocrazia, ci sono adempimenti crescenti contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Noi stringiamo i denti, andiamo avanti, abbiamo avuto in particolare per la fabbrica proprio l'anno scorso uno dei migliori anni, diciamo, da almeno 10-15 anni a questa parte, e quindi questo è un dato positivo. Monsignor Tanasini ha celebrato la messa all'interno della fabbrica e, prendendo spunto dalle scritture, ha sottolineato una frase di Gesù riportata da San Paolo: è più bello dare che ricevere. Io credo che potrebbe essere lo slogan da mettere in questo ambiente vostro, dove l'economia di comunione è proprio una economia del dare, del guardare a chi ha bisogno, di sostenere tutti, perché tutti abbiano la stessa dignità. Nello scambio, nell'amore reciproco, nel sostegno ai più deboli si manifesta quella tenerezza del Padre che Gesù ha testimoniato, un atteggiamento che non manca agli operatori del gruppo Tassano, che con fiducia guardano al futuro lavorativo delle loro cooperative. L'anno scorso abbiamo trovato ben 4 clienti nuovi, quindi i progetti in questo momento sono di assestamento, perché i clienti sono molto esigenti, giustamente, quindi 4 lavori nuovi da imparare e da eseguire a regola d'arte. Stiamo ancora scrivendo i manuali della qualità, scrivendo le procedure, eccetera, quindi ne abbiamo da fare, insomma.